Calano gli incidenti, ma le strade restano pericolose. Oggi un vertice in prefettura con ANAS Veneto Strade, ACI e Provincia per commentare i dati degli incidenti stradali nell'ultimo quinquennio, vale a dire dal 2003 al 2007, ma anche un'occasione per mettere a punto interventi strutturali specifici quali rotatori e migliore segnaletica per la messa in sicurezza di alcune strade. Nel 2007 in particolare si sono registrati 4.230 sinistri con 96 morti a fronte dei 132 del 2003. Dati in calo rispetto agli anni passati, ma comunque ancora alti. In determinati punti, per esempio, è stata prevista la rotatoria perché è stato visto che molti incidenti in alcuni punti si verificano perché in particolare i mezzi a due ruote tendono a superare e a tagliare la strada in prossimità di alcune deviazioni, realizzare un'ulteriore corsia perché qualche incidente si verifica per i sorpassi perché la strada è dritta ma ha una corsia. I punti sensibili con un più alto numero di incidenti, la Piovese, la strada statale 16, la statale del Santo, ma non solo. Penso ad esempio alla strada che porta ad Abano, un tratto di strada rettilineo che invoglia un po' a correre, quindi su questi punti, su questo punto e su altri focalizzeremo la nostra attenzione anche modificando eventualmente gli itinerari dei nostri posti di controllo. Le cause principali, la velocità, ma anche manovre e sorpassi irregolari, mancato rispetto delle regole di precedenza semaforiche, sempre più negli ultimi anni l'uso di alcol e sostanze stupefacenti, un fenomeno questo in continua crescita. L'educazione e la formazione, avere la patente non vuol dire sapere andare in macchina. Noi ci auguriamo, anche come ACI stiamo spingendo anche a livello nazionale, perché tutti i neopatentati devono partecipare a dei corsi di formazione di guida sicura. E a confermare il calo degli incidenti stradali anche la Polizia Municipale che ha presentato oggi i dati relativi alla città di Padova. Anche in questo caso, confrontando i primi 3 mesi del 2009 con i primi del 2008 e 2007, si è registrata una diminuzione dei sinistri passando dai 449 ai 395 incidenti.